Buonasera da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Palermo scavalca, lancia droga e cellulari verso il carcere Pagliarelli e poi scappa, caccia all'uomo anche tramite il sistema di videosorveglianza. Auto a fuoco, studente di medicina muore carbonizzato, incidente nell'Ennese, il 24enne resta incastrato nel sedile posteriore, 2 i feriti. Palermo, subiscono il furto dell'auto ma non denunciano e pagano i ladri per riaverla, 14 automobilisti indagati per favoreggiamento. Catania, attivati gli autovelox sulla circonvallazione, multe a chi non rispetta il limite di 50 km/h. Iniziative in tutta la Sicilia nella giornata mondiale della salute mentale. Sempre più giovanissimi soffrono di problemi psichici. Dal Dipartimento delle ASP la richiesta di maggiori risorse. Calcio, il Catania penalizzato di un punto guarda alla gara casalinga contro l'Altamura per recuperare subito e puntare alto. Bentrovati a Palermo, al carcere Pagliarelli. Un uomo scavalca, lancia droga e cellulari e poi scappa. Caccia all'uomo al momento ancora non trovato tramite il sistema di videosorveglianza. Marco Gullà. Ha scavalcato la recinzione gialla del carcere Pagliarelli a Palermo e ha poi gettato dei sacchi con dentro cellulari e droga, tutto nel giro di pochi minuti. Non appena gli agenti penitenziari hanno visto l'uomo girarsi dentro la prima cinta della recinzione, è scattata la caccia all'uomo, proseguita per diverse ore anche attorno al penitenziario e nelle zone limitrofe, come vediamo anche da queste immagini. Evidentemente l'uomo aveva un complice nei pressi che lo attendeva a bordo di una moto o di un'auto ed è riuscito a far perdere le proprie tracce. Si stanno analizzando anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire all'uomo che ha tentato di far entrare in carcere telefonini e droga. Un modus operandi che è stato adottato anche nell'altro carcere palermitano, quello del Lucerdone. C'è anche chi, pur di far entrare droga e cellulari, si è avvalso del supporto di un drone. Un 24enne, Ugo Vinci, studente di medicina, è morto dopo essere rimasto incastrato nel sedile posteriore di una macchina che ha preso fuoco nella strada di servizio dell'autodromo di Pergusa. L'incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, è avvenuto in tarda serata. Il conducente dell'auto, per cause ancora da verificare, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato finendo contro la recinzione dell'autodromo e incendiandosi. 2 dei 3 occupanti sono riusciti a uscire dall'auto, mentre il 24enne è rimasto imprigionato dentro l'auto in fiamme, perdendo così la vita. Gli altri 2 occupanti hanno cercato di estrarre l'amico appunto dall'auto e sono ricoverati in ospedale. A Catania, nel cuore di San Cristoforo, è stato scoperto un appartamento utilizzato come base logistica dello spaccio. La droga nascosta in un armadio e nei pensili della cucina. Arrestato un pusher di 24 anni, Giusy Lazzara. Aveva affittato un appartamento a San Cristoforo nel cuore di Catania, in via della Concordia. Quelle 2 stanze al piano terra erano diventate la base logistica per lo spaccio di cocaina e marijuana. I carabinieri, notando i movimenti sospetti in quella strada, dopo settimane di appostamenti in incognito, hanno scoperto così il covo dello spaccio. In manette è finito un pusher di 24 anni che, vedendo bussare alla porta ai carabinieri, si è allarmato per il controllo. Dalle perquisizioni, infatti, sono state trovate dentro un armadio nel cortile interno della casa buste di plastica con la marijuana del tipo amnesia. La cocaina era stata nascosta negli armadietti della cucina in buste di plastica azzurra. Sequestrati contanti per 3.000 euro e il block notice con i nomi e gli importi frutto dello spaccio all'ingrosso. Andiamo alle agenzie. Il GUP di Palermo, Carmen Salustro, ha rinviato a giudizio su richiesta del PM Gagliardi il sindaco di Carini Giovi Monteleone e il vice sindaco Salvatore Badalamenti per la morte nel 2021 di Gabriele Conigliaro, il bambino di 12 anni rimasto travolto da una porta nel campo di calcetto all'interno del parco giochi comunale. L'accusa è di omicidio colposo in concorso.
14 palermitani da vittima si sono trasformati in favoreggiatori. Dopo il furto della loro auto hanno pagato il cosiddetto cavallo di ritorno per riaverla indietro, per poi negare di avere subito l'estorsione. Per loro è scattata subito la denuncia. Manlio Viola. Non solo la banda che ruba le auto e poi le restituisce dietro il pagamento di un riscatto, anche gli automobilisti che pagano quel riscatto per riavere indietro la vettura commettono un reato. Sono 14 palermitani denunciati per favoreggiamento nei confronti della banda scoperta nelle scorse settimane. Tutti hanno pagato senza poi denunciare l'estorsione subita, anzi negandola. Il gruppo che ha agito con base nel quartiere dello Sperone è risultato responsabile di un vasto giro di riciclaggio di auto rubate, alle quali sono stati poi alterati i dati dei telai mediante nuove punzonature, riportando quelli di auto incidentate, quasi tutte inutilizzabili, acquistate per questi scopi. Ma non tutte le vetture venivano clonate, come si dice in gergo. Questo destino toccava soltanto a quelle non reclamate dai proprietari. 14 vittime del furto invece si sarebbero messe in contatto con la banda e avrebbero pagato per la restituzione, ma nonostante l'estorsione accertata dagli inquirenti, hanno poi negato di aver pagato, ostacolando le indagini e non consentendo di ricostruire quanto successo. Per queste persone è scattata la denuncia. Rapine, estorsioni, ma soprattutto furti d'auto con il cosiddetto cavallo di ritorno sono una piaga che si è diffusa a macchia d'olio a Palermo, dove i furti sono all'ordine del giorno e spesso i mezzi rubati vengono restituiti proprio dopo il pagamento di un riscatto. L'ex sindaco di Tremestieri Etneo, siamo nel catanese, Santi Rando, lascia il carcere dove si trovava dal 17 aprile e va agli arresti domiciliari. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Catania, accogliendo il ricorso contro il rigetto del GIP a un'istanza di scarcerazione. Una richiesta nata anche dopo che Rando si era sottoposto a un lungo interrogatorio. Rando è indagato nell'ambito dell'operazione Pandora, nata da indagini dei carabinieri su presunte infiltrazioni della criminalità organizzata ed episodi di corruzione al comune appunto di Tremestieri Etneo. Passava informazioni riservate, agevolava il figlio del boss in carcere. Emergono nuovi particolari dopo l'arresto di Carmen Palo, ex vice sindaco di Itala e guardia carceraria accusato di corruzione aggravato e favoreggiamento della mafia. Giusy Lazzara. Ci sono altri particolari sull'arresto di Carmen Palo, l'agente di polizia penitenziaria nel carcere di Giara ed ex vice sindaco del comune di Tala nel Messinese, accusato di corruzione aggravata dall'aver agevolato la mafia. La sua era un'amicizia nera, secondo la direzione antimafia di Catania, con Antonino Di Grazia in carcere, figlio del boss di Picanello, esponente di spicco della famiglia Laudani. La guardia carceraria, dalle indagini della squadra mobile di Catania, avrebbe fornito a Di Grazia informazioni riservate sulle banche dati in uso esclusivo delle forze dell'ordine. In più avvertiva l'amico su possibili perquisizioni, tenuto conto che Di Grazia teneva illegalmente in cella un cellulare. Ma non solo, qualche volta gli aveva fatto utilizzare anche il telefono dell'ufficio per sentire parenti e amici. Tutto, secondo le indagini, per un tornaconto che permetteva a Palo di scommettere sulle partite di calcio a spese di Di Grazia, somme che lui stesso poteva utilizzare in autonomia per i favori offerti. Nell'inchiesta entra anche il sequestro delle quote societarie del bar Caffè Etna e di beni per 600.000 euro. Le indagini hanno fatto emergere l'intestazione fittizia del bar catanese a prestanome per eludere misure di prevenzione. Adesso andiamo a Catania, attenzione ai limiti di velocità sulla circonvallazione, sono attivi da oggi gli autovelox, serviranno per stanare gli automobilisti indisciplinati. Il vice sindaco La Greca dice in Italia 10 morti al giorno per colpa proprio dell'alta velocità. Sentiamo Tonino De Mana. Mentre Anna, circondata dagli affetti più cari, lotta per la vita al San Marco, sulla circonvallazione di Catania è arrivato il momento degli autovelox, pronti a stanare chi scambia la strada per circuiti di Formula 1. L'obiettivo è quello di salvare vite umane o comunque di garantire una maggiore sicurezza stradale in un tratto tristemente noto per le morti di Chiara e Danilo e per il grave ferimento di Anna. D'ora in poi tolleranza zero per chi preme il piede sull'acceleratore e sanzioni che sfiorano le 4.000 euro per chi oltrepassa di 60 km/h il limite di velocità. Le statistiche parlano chiaro, negli ultimi decenni in Italia si muore più sulla strada che di terremoti. Se consideriamo il terremoto dell'Irpinia, il terremoto dell'Aquila, tutti insieme sono
un numero di vittime inferiori alle 3.500 vittime che ogni anno abbiamo sulle strade in Italia, 10 morti al giorno, è inaccettabile. Sempre in tema di numeri, balza agli occhi un altro dato che si riferisce agli autovelox sulla circonvallazione. Abbiamo visto che in gennaio all'incirca il 37-40% soltanto rispettava il 50 km all'ora, a giugno si è passati ad oltre il 70% con una punta straordinaria a luglio di più dell'80%, perfino nei giorni feriali l'86% dei catanesi che ha rispettato i 50 km all'ora. Resta ancora da educare una buona fetta di indisciplinati, capaci di passare con il rosso negli attraversamenti pedonali di Viale Andrea Doria, come mostrano le immagini. Per loro, parola d'ordine, repressione. Sì, l'articolo 142 del codice della strada è molto severo, ci sono delle sanzioni che vanno da un minimo di 40-50 euro se si superano di 10 km all'ora il limite, ma si arriva a sanzioni ingentissime fino al ritiro della patente se naturalmente si raggiungono limiti superiori. Gli autovelox sono attivi sul viale Ulisse, sul viale Andrea Doria e sul viale Bolano, ed attenzione anche al TX Speed per la rivelazione automatica delle violazioni del passaggio con il segnale rosso. In questo caso sono già centinaia le multe recapitate. E torniamo alle agenzie. Un operaio di 60 anni è morto ad Alcamo, siamo in provincia di Trapani, cadendo da un lucernario che si trovava sul tetto di un'abitazione. La vittima è Jamel Zemzemi, tunisino. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 60enne sarebbe caduto dal tetto della casa in via Fazio mentre stava svolgendo dei lavori edili per conto dei proprietari dell'immobile. Prosegue a oltranza il sit-in dinanzi al municipio di Agrigento contro la mancanza dell'acqua. Cittadini esasperati continuano la loro protesta. I manifestanti mantengono alta l'attenzione sul problema che rischia di ripercuotersi sull'evento Capitale della Cultura 2025. Davide Sarto. Prosegue ad oltranza il sit-in dinanzi al municipio di Agrigento contro la mancanza d'acqua. Cittadini esasperati continuano la loro protesta. I manifestanti non sono tanti, si danno il cambio. Un piccolo gruppo quanto basta per mantenere alta l'asticella della tensione sul problema che rischia di ripercuotersi sull'evento Capitale della Cultura 2025. Il sit-in abbiamo detto che proseguirà finché non si ristabilirà la normalità del sistema idrico. Ci rendiamo conto che sono tutti fermi, dal Presidente della Regione ad arrivare al responsabile della Protezione Civile, ad arrivare al Sindaco. Il Sindaco di Agrigento è una persona desaparecito. Io sto in una frazione di Agrigento, a Zingarello, abbiamo ricevuto domenica l'acqua dopo 50 giorni. È una situazione assolutamente insostenibile e questa deve cambiare. Va meglio, si fa per dire, nella popolosa frazione di Fontanelle, che per tutta l'estate è stata simbolo e testimonianza della grave crisi idrica, con turni di distribuzione dilatati per mesi, la rabbia dei residenti e le manifestazioni in piazza più volte documentati dalle nostre telecamere. Adesso, effettuati alcuni lavori con i sistemi di pompaggio, l'erogazione è più frequente, una volta ogni 10 giorni. A Fontanelle sembrerebbe che la cosa sia cambiata, in quanto prima non avevamo acqua, ora circa una volta a settimana erogano nuovamente acqua. Non è il flusso abbondante per quello che ci tocca, perché noi siamo 32 condomini. Riusciamo a sopravvivere con 400-500 litri di acqua giornalieri e andiamo avanti così. Torno a ripetere, grazie ai vostri servizi, tutto questo fatti in precedenza, grazie anche ad altri giornalisti che si sono interessati, siamo riusciti a portare quel pochino che ci basta per campare e non morire. Però non stiamo comprando acqua e questo è già un miracolo. Se a Fontanelle la distribuzione dell'acqua è stata resa più o meno tollerabile, in altri quartieri ancora scarseggia ed è distribuita con turni da terzo mondo. Via libera del Consiglio dei Ministri alla manovra finanziaria varata dall'ARS lo scorso agosto. La decisione di Palazzo Chigi, commenta il presidente Schifani, è la conferma che Governo e Parlamento siciliani hanno lavorato correttamente rispettando i vincoli della finanza pubblica. Oggi è il giorno della salute mentale, il giorno mondiale della salute mentale. Sono sempre più i giovanissimi a soffrire di problemi psichici. Tante le iniziative in tutta l'isola. Sentiamo Marco Gullà.
Secondo una stima, 3 milioni circa di persone in Italia soffrono di problemi psichici e 2 milioni restano senza cure. Tra questi, a farne maggiormente le spese sono i giovani, spesso soli di fronte alle loro ansie, paure e disorientamenti. A lanciare l'allarme nel giorno della giornata mondiale della salute mentale sono i dipartimenti che chiedono risorse adeguate e un aumento dell'organico specialistico. Qui siamo a Palermo e l'ASPA ha allestito un vero e proprio villaggio davanti il Teatro Politeama per incontrare utenti e cittadini sull'importanza del tema. Oggi è una giornata che non vuole essere dedicata alla salute mentale. Oggi è una giornata in cui noi vorremmo invece festeggiare un progetto di vita che l'ASP vuole proporre a tutti i cittadini che in qualche maniera si trovano coinvolti in problematiche di natura mentale. La salute mentale va tutelata e preservata prima di tutto, quindi dovremmo sapere essere in grado di intervenire al primo problema, all'insorgere del primo problema. Tra i disturbi principali che intaccano anche la salute mentale ci sono i disturbi del comportamento alimentare, i disturbi della personalità e quelli dello spettro autistico. Questa è sicuramente un'iniziativa a livello mondiale, quindi è questa la cosa importante, cioè tutta la società del mondo considera oggi l'importanza di quello che è la collaborazione e l'interazione fra tutte le istituzioni che si occupano del benessere dello stato sociale e di salute dei cittadini. E poi il tema dell'inclusione, un supporto anche per tutti i tossicodipendenti, in particolare quelli assuntori di crack. Adesso ci fermiamo per una pausa, torneremo tra poco per parlarvi di un comune del Catanese, Misterbianco, che si appresta a tornare ad essere, anzi, un centro, un polo di attrazione commerciale. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, con la nascita di un nuovo polo commerciale a Misterbianco. Il territorio si prepara a rinascere e a tornare fulcro del commercio come un tempo. Sentiamo Simona Mazzone. Un viaggio lungo oltre 100 anni, una storia cominciata il 19 gennaio del 22, quando Cristoforo Sberna a Val Guarnera Caropepe nell'Ennese ottiene la prima licenza commerciale. Poi il testimone al genero Giovanni Arena e così via. L'impero comincia a ingrandirsi fino ai giorni nostri, con il presidente Cristoforo Arena che porta il nome del nonno e i suoi figli, quarta generazione di una famiglia di imprenditori. Sono felice di aver ereditato alla famiglia la continuità del lavoro e dell'azienda che hanno creato i nostri genitori, i nostri nonni e così via. L'ultima sfida in ordine di tempo della famiglia Arena è qui, dove sorgeva dal 1989 Città Mercato, che rinasce con un nuovo nome e un nuovo volto in una superficie di circa 20.000 metri quadri. L'Arena di Misterbianco guarda già al futuro e all'ambiente, puntando sull'energia green. Questo è un centro green perché è stato realizzato con tutte le caratteristiche, con pareti ventilate. Abbiamo realizzato un impianto fotovoltaico da Omega 2 che riesce ad avere un'autonomia energetica totale. Un polo ambizioso che vuole porsi da apripista per il rilancio dell'economia del territorio, fattore su cui punta l'attuale amministrazione comunale. Noi oggi abbiamo dato appuntamento al giorno 15 di novembre perché presenteremo la nostra idea di rilancio, di masterplan di tutta l'area commerciale, che vedrà sul tavolo insieme università, tecnici, imprese, gli stakeholder del territorio, sindacati, per parlare appunto di rilancio di una zona che vedrà da qui ai prossimi anni la nascita della metropolitana. Un progetto coraggioso che ha visto l'impiego di soli capitali siciliani e che dal punto di vista economico vuole stimolare lo sviluppo del territorio e la crescita occupazionale, con i suoi oltre 200 dipendenti dei 3.500 già impiegati dalla famiglia Arena. Piero Guccione, Dolore e Meraviglia è la mostra virtuale del compianto maestro di Scicli, 24 opere artistiche da ammirare da casa. Veronica Barbarino.
Le opere di Piero Guccione da ammirare comodamente seduti in casa. Le meraviglie artistiche del poeta del pennello si trovano online sul sito a lui dedicato. Dal titolo Dolore e Meraviglia, ispirato ad una citazione di Aristotele, viene riproposta online la mostra allestita ad inizio del 2024 presso la sede del Museo regionale Francesco Messina Salvatore Incorpora di lingua glossa. Lungo il percorso si potranno ammirare le riproduzioni di 24 opere di Piero Guccione realizzate tra il 1975 e il 2008, attraverso l'azzurro del cielo che sfiora il mare, il giallo vivo dei campi di grano, frondosi carrubi e lune solitarie. L'artista racconta con commozione la bellezza del creato, ma anche il dolore quando questa è violata dall'uomo. Definito il più leopardiano tra gli artisti del Novecento per gli echi di solitudine e di infinito che evocano le sue opere, questa esposizione sembra accostarlo al poeta di Recanati. La cifra stilistica del pittore del Novecento italiano, come la definì Leonardo Sciascia, è una riconoscibile fuga dal tempo per andare e restare oltre il tempo. Sul sito la mostra rimarrà online fino al 4 maggio 2025, vigilia della nascita di Guccione, maestro di Scicli. Adesso ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi torneremo con il calcio, con il Catania che è al lavoro in vista della gara di sabato contro il Team Altamura. Tra poco. Siamo al calcio, il Catania guarda la gara di sabato prossimo contro il Team Altamura dopo la penalizzazione di un punto con la grande voglia di recuperare subito. Francesco Triolo. Il punto di penalizzazione era atteso, nessuna sorpresa, e anche in classifica la situazione cambia poco, con il Catania sempre a ridosso delle prime della classe che nel turno precedente hanno per fortuna rallentato tutte. Ecco perché adesso però la partita di sabato pomeriggio contro il Team Altamura diventa un passaggio importante a livello di motivazione. I rossazzurri ne hanno da vendere, considerato che c'è tutta l'intenzione di recuperare quanto perso e soprattutto evitare di perdere terreno da Benevento, Monopoli e Picerno, attese tutte e tre sulla carta da impegni tutto sommato abbordabili. Non è una gara facile, non ci si faccia confondere dalla classifica o dalla recente sconfitta contro il Monopoli. L'Altamura arriverà al massimino per non perdere, questo significa che concederà pochi spazi, lavora molto bene sugli esterni, fa dell'aggressività una delle sue armi. Occorrerà quindi pazienza ma anche cinismo, un po' le caratteristiche viste nell'ultima trasferta. E proprio da quella formazione potrebbe ripartire Mimmo Toscano, che valuterà sino all'ultimo. Lunetta per esempio non ha riportato traumi muscolari, ma l'11 dovrebbe ricalcare comunque quella del secondo tempo di Caserta. Dunque Anastasia a sinistra a centrocampo, Gherardi in difesa. Poi si lavorerà sulle rotazioni in attacco, anche se Inglese parte favorito per una maglia da titolare. È tutto, Sicilia 24 si chiude qui, grazie per averci seguito e buona serata.